Ciao a tutti, oggi vogliamo proporvi un bel giro in zone poco frequentate. Vediamo il percorso su Google Earth. Partendo dalla frazione di Kaupo di Seren del Grappa, saliremo verso il Col de Baio per poi scendere verso i Foiaroi. Col dei Bof, poi di nuovo a Kaupo. Si parte dal parcheggio della sala comunale di Kaupo, frazione di Seren del Grappa. Ci mettiamo nella strada provinciale 148 Cadorna che arriva fino a Cimagrappa. L'intero giro è lungo 26,5 km e copre un dislivello totale di 840 metri. La parte iniziale del percorso è la più ripida. La prima metà del percorso, quasi tutta in salita, è lunga 12 km e mezzo e copre un dislivello di 780 metri con una pendenza media del 6,2%. Durante la salita cercheremo delle aree per far volare il drone, anche se oggi c'è un po' di foschia a valle. Pedalare in mezzo agli alberi è davvero rilassante. Già l'avrete capito che la mappa in sovraimpressione e il grafico delle quote vi indicano in ogni momento dove ci troviamo lungo il percorso. Se volete potete saltare alle varie parti del video tramite i capitoli. E pedala. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. Off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Ecco, qui c'è un piccolo spiazzo, proviamo a lanciare il drone. Le immagini non sono a fuoco purtroppo, forse c'è l'obiettivo sporco? Verso nord si vede il comune di Fonzaso, posto alle pendici del Monte Avena. Più a est il piccolo Monte Aurin. Ma proseguiamo la salita. Senz'altro più in alto troveremo un altro punto di sosta. Bene, come potete vedere dai grafici siamo a metà dei 12 km e mezzo che servono per arrivare all'imbocco della forestale che ci porterà ai Foiaroi e a Col dei Bof, ma abbiamo già coperto il 63% del dislivello totale, quindi più avanti la salita sarà più dolce. Non è rilassante? Là mi pare di vedere un'altra piazzola. Riproviamo col drone.
Laggiù si intravede Arsiè con le sue frazioni di Mellame e Rivai. Ci siamo passati nella nostra uscita per Forte Leone, vi metto il link qui sopra. Purtroppo da qui il lago di Corlo non si vede. Riprendiamo la salita che, come previsto, è molto più dolce. Dovremmo quasi essere all'innesto con la forestale. Perlomeno spero che sia una forestale, perché analizzando le cartine non ne ho la certezza. Vedremo al momento. Al massimo passiamo al piano B. Eccoci all'innesto con la forestale per i Fogliaroi e Col dei Bof. Vediamo com'è la situazione. Sembra buona. Ora abbiamo poco più di 1 chilometro di falsopiano e poi cominceremo a scendere. Che meraviglia, sembra di essere fuori dal mondo. Incrociamo un gruppetto di simpatici escursionisti coi quali scambiamo qualche informazione. Da qui abbiamo ancora circa 2 km prima dei Fogliaroi. I Fogliaroi sono piccole casette tipiche della zona, costruite con pietre e legno e ricoperte con rami di faggio, coperture che potevano durare anche 80 anni. Erano usate dalle famiglie che si spostavano col bestiame verso i pascoli alti durante il periodo primavera-estate. Ecco alla nostra sinistra in alto i Fogliaroi. Saliamo. Questi due sono conservati in ottimo stato. Vediamo un po' l'interno. A giudicare dal legno del solaio dovrebbero essere piuttosto recenti. Saliamo al piano superiore. Qui si vede bene la copertura in rami e foglie di faggio. Davvero interessante. E facciamoci un altro voletto, dai. Bella vista. Ok, proseguiamo per Col dei Bof, un piccolo borgo semi-abbandonato a circa 3 km da qui. Ecco Col dei Bof.
Col dei Boeuf è un insediamento rurale di montagna situato a un'altitudine di 680 metri. Il nome del luogo e il cognome di chi vi risiedeva è riconducibile a San Bovo, cavaliere combattente diventato santo contadino, protettore degli animali e in particolare dei bovini. Il borgo è stato abitato stabilmente fino alla metà circa del 2003. Ultimi abitanti una coppia di anziani coniugi. Laura fa una scoperta interessante, 2 vasche con arco in pietra, una è piena d'acqua. Vediamo se riesco a filmarne l'interno senza caderci dentro. Ci sono persino alcuni gradini di pietra. Caspita che acqua limpida. Erano usate per attingere acqua per uomini e bestie prima della costruzione dell'acquedotto. Bene, è ora di tornare. Tra poco meno di 8 km saremo alla macchina. Attraversiamo il torrente Stizzon. Più avanti attraverseremo Seren del Grappa per poi tornare a Kaupo. L'uscita ci è piaciuta molto e speriamo che questo video stimoli qualcuno a ripeterla. Attraversiamo Seren del Grappa. Ed eccoci a Kaupo. Beh, per il momento, alla prossima!